Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta per questa edizione straordinaria. Continua dunque il racconto di questa emergenza sanitaria anche per la nostra regione. Sapete dall'ultimo bollettino che abbiamo riportato nell'edizione di pranzo dei nostri telegiornali come il numero di vittime nella regione Veneto sia salito a 6, più altri 2 decessi che non sarebbero principalmente, definiamolo così, legati all'insorgenza del coronavirus. Riprende questo filo diretto anche con voi, perché come sempre sulla pagina Facebook di Antena 3 poi in particolar modo potete mandare domande e quesiti ai nostri ospiti, commenti. Tra poco avremo anche dei collegamenti. Sapete che dalle 17, quindi da poco, è previsto anche l'aperitivo in piazza San Marco che dà un simbolo, un segno per ritornare alla normalità. Ma qual è la notizia di questa giornata sulla quale attendiamo poi l'ufficialità? Che le scuole e gli atenei di tutta Italia possano restare chiusi fino al 15 marzo. Dunque un'ulteriore settimana per quanto riguarda queste regioni, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e l'Emilia, insomma quelle del cuore della crisi, ma in realtà estesa a tutto il Paese. Questa notizia circola da diverse ore ormai, era una delle ipotesi. Ministro Azzolina, Ministro dell'Istruzione, ha detto attendiamo l'ufficialità, quindi bisogna aspettare ulteriormente, ma di fatto immaginiamo ormai a questo punto che questa possa essere la notizia. Dunque c'è la prima prova che il coronavirus circolava in Italia da diverse settimane, prima che ci fosse la diagnosi del paziente 1 di Codogno. È contenuta, batte ora un'agenzia ANSA, nelle 3 sequenze genetiche del virus in circolazione in Lombardia, ottenute dall'Università Statale di Milano e Ospedale Sacco. Questa è la notizia appena battuta, dunque circolava da un po'. Sapete poi l'appello, per quanti hanno rivisto anche poco fa il servizio che riguarda la presenza, la trasmissione con 2010 con l'assessore regionale Marcato allo sviluppo economico della regione del Veneto, come l'appello sia sempre quello, mentre è ancora in corso l'incontro in videoconferenza tra il governatore Zaia e il governo per discutere proprio delle manovre da mettere in campo nei prossimi giorni. L'appello, dicevamo, di questa regione del governatore Zaia, che tutta sia considerata zona rossa economica, cioè perché gli aiuti non devono arrivare solo per le aree più colpite, ma l'effetto si è visto nettamente, molto chiaramente anche sul resto del territorio. Allora, dunque, volevo vedere prima con il servizio di riepilogo l'aggiornamento a questo momento, in attesa dell'ulteriore aggiornamento che dovrebbe arrivare nei prossimi minuti, appunto per quanto concerne i contagi in regione. 360 persone. Vediamo. 360 contagiati, in Veneto 27 in più rispetto a ieri, 99 sono i ricoverati, 23 dei quali in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, e purtroppo si registra un'altra vittima con un nuovo decesso all'ospedale di Venezia che fa salire a 6 il numero dei morti in Veneto. Cresce di 16 persone il numero dei contagi a Padova, esclusa la zona rossa di Vo, dove si registra un nuovo caso per un complessivo numero di 90 positivi. Hanno lasciato l'ospedale 11 pazienti, a Padova 6 a Mestre, 3 a Venezia, 2 a Vicenza, 1 a Treviso. A Treviso i morti sono 3, 1 ciascuno a Padova, Venezia e Mestre, e con i nuovi 11 casi di ieri sera a Treviso, o meglio il reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello sale a 93 casi, diventando così il primo cluster in Veneto. L'epidemia di coronavirus sta mettendo sotto pressione l'intero nosocomio ed i nuovi decessi preoccupano, come le nuove possibilità al tampone. Il momento è molto delicato per capire l'evoluzione dell'epidemia,
dell'epidemia e la capacità del sistema sanitario di reggere ad un'eventuale ulteriore diffusione del contagio e dei ricoveri. Intanto, dal Comitato Tecnico Scientifico voluto dal Governo arrivano nuove regole di comportamento che potrebbero essere inserite già oggi in un nuovo decreto. Si tratta di norme finalizzate ad arginare i contagi per far sì che l'onda dell'epidemia, per usare una metafora utilizzata dai virologi in queste ore, si concretizzi in una mareggiata e non diventi uno tsunami tale da mettere in crisi l'intero sistema sanitario. Raccomandato dunque mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone, ma in luoghi affollati o dove ci sono tante persone che non si conoscono sarebbe opportuno stare a 2 metri. Questa misura, assieme all'ormai noto lavaggio delle mani, serve per evitare il contatto con le goccioline di saliva che vengono disperse nell'aria e che sono il principale veicolo di trasmissione del virus. Ma le nuove disposizioni riguardano anche l'abitudine di salutarsi con baci, abbracci e strette di mano. Meglio evitare. Un capitolo molto importante è quello dedicato agli anziani, con la raccomandazione a tutti gli over 75 di rimanere in casa o comunque evitare di incontrare estranei. Stessa raccomandazione anche a chi ha più di 65 anni e soffre di patologie che potrebbero aggravarsi se dovesse contrarre il virus. Continuano a fioccare intanto i rinvii o gli annullamenti di eventi, fiere e manifestazioni. Il Vinitaly, Salone Mondiale del Vino di Verona, è stato rimandato da fine aprile al 14-17 giugno. E se ricordate, questa notizia l'abbiamo proprio vissuta in diretta nel pomeriggio di ieri con la nostra edizione straordinaria, quando sono arrivate le prime indiscrezioni sul fatto che il Vinitaly fosse stato rimandato. Allora, vi faccio vedere solo rapidissimamente l'apertura del Corriere, poi riascoltiamo l'intervista al governatore Luca Zaia, Corriere.it, ed eccolo qua, scuola e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo, il ministro Azzolina la decisione sarà formalizzata nelle prossime ore, quanto vi dicevamo, cioè aspettiamo, questo molto probabilmente è l'indirizzo, lo si inizia a dire alle famiglie, ma poi sarà formalizzata. Il campionato di Serie A, ecco il nuovo calendario a porte chiuse, le ultime notizie, il triestino, il ministro Patuanelli in autoisolamento dentro il Ministero dello Sviluppo Economico perché settimana scorsa ha incontrato una persona che poi ha svelato il contagio e quindi è in autoisolamento. Gazzettino.it. Scuole e atenei chiusi fino al 15 marzo, Azzolina decisione del pomeriggio, tutto lo sport va avanti a porte chiuse, stop congressi, palestre aperte e per quanto concerne il vicino Friuli Venezia Giulia invece questo è il dato. Sapete che ha contratto il virus anche un consigliere regionale, tra l'altro era presente ieri alla seduta del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Verso la chiusura delle scuole fino a metà marzo, i contagiati in Friuli Venezia Giulia sono 17, 8 consiglieri in isolamento preventivo e sono quelli che stanno seduti negli scranni più vicini appunto a questo consigliere che aveva 39 di febbre, pare da giorni, e ieri è andato in Consiglio regionale. Sentiamo il governatore Luca Zaia nell'intervista oggi di pranzo, mentre appunto è in corso questo incontro con Roma e il Premier per studiare le misure economiche. Noi siamo preoccupati della salute dei veneti a 360 gradi. Questo è un virus che ha un alto contagio, quindi può toccare tutte le fasce della popolazione e può mettere in crisi il sistema della sanità. Tradotto per i cittadini significa che abbiamo le terapie intensive che devono essere sempre pronte ad accogliere un paziente, ma se passiamo un certo numero di pazienti è inevitabile che poi si vada in crisi ed è esattamente la preoccupazione che hanno tutte le regioni. Oltre alla preoccupazione sanitaria c'è anche quella economica. Quella economica è cogente proprio oggi, visto e considerato che avremo l'incontro con il Presidente del Consiglio. Presenteremo una serie di misure assieme alle altre regioni delle zone rosse, quindi Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e andremo nella direzione di chiedere misure urgenti per il mercato, per le imprese, per il turismo in particolar modo e poi per tutto quello che è anche una campagna di promozione a livello internazionale di quello che è la nostra economia, il nostro tessuto produttivo. Anche gli ospedali sono in sofferenza, soprattutto quello di Sant'Orso e quello di Treviso, con medici e infermieri in quarantena. Noi abbiamo applicato in maniera assolutamente ferrea i protocolli, per cui il positivo, la persona positiva fa scattare ovviamente tutta una serie di attività che sono la verifica dei contatti, come si dice, e quindi penso che questa sia l'unica metodologia che può garantirsi la non diffusione del contagio. Per ora siamo in grado di rispondere, nonostante ci siano parecchi medici e sanitari in isolamento fiduciario, asintomatici, non ammalati, e siamo in grado di garantire il servizio, assolutamente sì.
quanto riguarda le terapie intensive avete definito il numero di posti? Ma guardate, noi di base abbiamo 484 posti, a memoria ricordo, di terapia intensiva, che vengono utilizzati e sono occupati più o meno mediamente per il 60-70% per l'attività ordinaria, che va dal trapianto a quadri clinici complessi. E abbiamo un progetto per aumentarne ancora di qualche centinaio e si va in questa direzione. Il problema nostro non è la capacità di aumento dei posti letto, ma è quanto invece il reperimento delle attrezzature, che abbiamo ordinato in tempi non sospetti, però il mercato è collassato. Da questa crisi ne viene fuori un dato concreto, che l'Italia non produce più nulla. Le mascherine dobbiamo comprare dalla Cina e dal Marocco e tutte le attrezzature le producono in giro per il mondo. E forse dovremmo interrogarci sul futuro anche su questo. Che cosa dirà a Conte? Beh, che noi ci consideriamo innanzitutto tutta zona rossa, cioè, trovo assurdo pensare che solo una parte della Lombardia sia zona rossa, una parte del Veneto piuttosto che dell'Emilia Romagna. Siamo ormai toccati da vicino, da un lato perché comunque i focolai ci sono in tutto il Veneto, in tutte le province del Veneto, e dall'altro perché comunque il danno diretto e indiretto l'economia lo subisce sempre, che abbia il cittadino ammalato sul suo territorio, che non ce l'abbia, o che ci siano i positivi oppure no. Noi porteremo avanti questa sfida facendo capire che una realtà, parlo della mia ma potrei parlare anche della Lombardia o dell'Emilia Romagna, realtà come le nostre sostanzialmente rappresentano il PIL italiano. Noi abbiamo 150 miliardi di PIL all'anno e quindi capite che la recessione del Veneto è la recessione dell'Italia, e così vale per la Lombardia, così vale per l'Emilia Romagna. Senti, di non fare sovraffollamenti, a Venezia si promuove l'aperitivo gratis, non stride la cosa? Ma guardi, capiamoci su una cosa, le regole basilari sono 2 o 3, a parte quelle di natura igienica, di lavarsi spesso le mani, di starnutire sul gomito e non sulle mani per evitare di passare l'eventuale virus ad altri cittadini. E poi ci sono 2 regole basilari: non frequentare luoghi affollati e mantenere una distanza di sicurezza quando si parla con le persone. 1 metro, perché? Perché noi quando parliamo emettiamo un aerosol e questo aerosol di vapore acqueo rischia di inalare il virus. Tutto qui. Se poi il cittadino decide ancora di andare allo spritz e altre robe, poi chi a causa del suo mal pianga se stesso. Però è anche un atto di irresponsabilità, perché se diffondiamo il contagio, poi chi ne paga le spese sono le fasce più deboli della popolazione. Noi abbiamo l'obbligo di difendere i bambini immunodepressi, le persone che hanno patologie complesse e gli anziani che magari hanno quadri clinici ovviamente difficoltosi. Quindi evitiamo l'aperitivo gratis? No, io non sto criticando il tema dell'aperitivo gratis, che uno lo può fare anche a distanza da 10 metri da un cittadino all'altro. Io sto parlando semplicemente di quello che accade nelle piazze la sera e che sembra, io immagino che sia anche una forma per esorcizzare il problema, però guardiamo in faccia la realtà. Le misure dettate, che sia chiaro a tutti i cittadini, non sono un'invenzione della politica, ma sono dettate dall'Istituto Superiore della Sanità, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da tutti i più grandi esperti di virus e di epidemie. Allora voglio salutare, poi abbiamo Cristian Arboit al telefono, Manuela Galante, presidente dei giovani di Confindustria Venezia e Rovigo. Grazie per essere con noi. Metal Galante è la sua azienda, tra l'altro nei prossimi giorni deve andare negli Stati Uniti, ma la prima cosa che le volevo chiedere: voi vivete solo con l'export? Solo con l'export, facciamo cioè, 100% di export. E come sta andando? Che succede? Sta andando che ovviamente le vendite ancora ci sono, perché comunque ci sono le vendite fatte nei mesi precedenti e il problema attualmente non sussiste. Il problema è che noi dobbiamo viaggiare per andare a vendere le nostre macchine, che sono delle macchine particolari da cantiere per produrre il calcestruzzo, che non si vendono online o da catalogo. Dobbiamo andare nel paese di destinazione e cercare i clienti, dobbiamo partecipare a delle fiere, cosa che adesso ci è preclusa perché il mondo ha chiuso le porte in faccia all'Italia. E la cosa brutta è che a quanto pare nessuno a livello politico sta facendo niente per il ministro Di Maio, no? Anche sulla sospensione dei voli, dei collegamenti, il divieto di ingresso per gli italiani in alcuni paesi, ha detto che sta agendo, deve fare, quei blocchi vanno rimossi, però insomma da dire a fare. Sì, poi c'è. Esatto, il fatto lei deve è andare che dove? Negli Stati Uniti? Io venerdì devo andare negli Stati Uniti per un'importante fiera che si svolge ogni 3 anni, che per noi è fondamentale per tutto il mercato del Latino America e degli Stati Uniti. Partirò venerdì con il rischio che poi quando arrivo negli Stati Uniti mi mettano in quarantena per 14 giorni perché hanno lasciato la decisione al libero arbitrio dell'ufficiale che incontrerò all'aeroporto, perché i sintomatici vengono messi in quarantena, però chi non ha sintomi ma viene dalle regioni
rosse d'Italia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, decide l'ufficiale. E non solo Stati Uniti, giusto? Anche a un altro mercato? Ad esempio in India abbiamo una sede produttiva e lì proprio non ci possiamo andare, hanno sospeso i visti, A parte che adesso ci sono molti casi anche negli Stati Uniti, ma comunque lei cosa farà? Ci andrà lo stesso? Negli Stati Uniti? Certo. Quindi venerdì conferma il suo volo. Sì. Allora, torniamo con Manuela Galante tra pochissimo. Cristian, sei lì, Ferdinando, buonasera. Ciao, Cristian Arboi, te a Marghera, davanti alla sala operativa della Protezione Civile, stai aspettando la fine di questo incontro in videoconferenza, lo ricordo, tra il governatore Luca Zaia, altri governatori, il Presidente del Consiglio, tema economico, eccetera, eccetera. Che aggiornamento ci puoi dare? Io credo che poi, per esempio, quando uscirà il governatore, molti già ci chiedono anche attraverso i social, Cristian, se restando chiuse fino al 15 marzo le scuole e gli atenei, conferma che deve ancora arrivare, il personale deve recarsi comunque al lavoro, cioè i bambini, i ragazzi stanno a casa, ma il personale deve andare a lavoro? Questa lo immagini è la classica domanda, e la differenza tra scuole e atenei chiusi o lezioni sospese. Scusa Cristian, intanto vedo, e siamo subito da te, le immagini di Piazza San Marco con il nostro Francesco Ceron, ma tra poco andremo a vedere perché appunto inizia o è iniziato questo aperitivo spritz solidale, come lo vogliamo definire, ma mi sembra che per ora ci sia poca gente, con per tornare alla normalità, tema che avete visto e sentito dibattere anche dal governatore Zaia poco fa. Cristian, aggiornaci pure. Guarda Ferdinando, il clima è quello dell'attesa, anche perché la teleconferenza con il governo, con il Premier Conte, è iniziata con almeno un'ora di ritardo. Dalla regione ci fanno sapere, appunto, il portavoce del Presidente Zaia, che probabilmente si andrà anche a sera inoltrata. Quindi c'è stato uno slittamento dei tempi. La teleconferenza è iniziata alle 17, non alle 16 come era stato precedentemente comunicato. Quindi da poco più di un quarto d'ora, a dire il vero, ok. Esatto, sì. In verità la Giunta, il Presidente Zaia con buona parte degli assessori era già in conclave, cioè fondamentalmente da tutto il giorno. Ovviamente l'attesa principale riguarda, come dicevi tu, le scuole e proprio le modalità operative. È la domanda principale, la domanda che tutti noi giornalisti vogliamo porre e porremo poi al Presidente Zaia sulla base delle indicazioni che darà anche il Ministro Azzolina. Quindi questo è il quadro al momento, sono proprio riuniti, chiusi nella sala che ormai abbiamo imparato a conoscere in videoconferenza con il Premier Conte. Altro che ci vuoi raccontare, Cristian? Ma ho sentito la Presidente dei Giovani Industriali di Confindustria, il clima non è buono. Questa mattina sono stato in diversi punti di Mestre per parlare con gli operatori, sono stato al mercato settimanale. E dopo lo vedremo, sì. C'è un clima decisamente negativo, non solo gli affari che vanno male, ma anche un clima pesante tra i baristi, tra gli avventori, tra i commercianti ambulanti che ravvisano perdite che vanno dal 50 all'80%. Per alcuni le perdite sono davvero enormi e ho trovato molta disperazione, quello sì, perché dicono fino a qualche giorno fa vedevamo la luce in fondo al tunnel, adesso invece c'è una preoccupazione crescente per il futuro, per le prossime settimane. Cristian, torniamo da te se hai degli aggiornamenti. Abbiamo capito che sono le 17:19, quindi proprio da 20 minuti di fatto è iniziato il collegamento con Roma. Dato vediamo alcuni che stanno facendo lo spritz per conto loro.
i tavoli sono distanti, ma tra loro, diciamo, le persone che occupano lo stesso tavolo non hanno la distanza droplet, come si dice in questi casi, anche se sono all'aria aperta. È così, Manuela Galante, si respira questa aria di pesantezza, comunque anche con preoccupazione per l'economia, per il vostro lavoro? La preoccupazione per l'economia è sicuramente fondamentale, anche perché purtroppo ci sono sicuramente determinati settori, quali i commercianti, il turismo, che la stanno vivendo in questi giorni, ma aziende come la mia, come tante altre, perché poi il Veneto è fatto da piccole e medie imprese, la crisi la subiranno fra qualche mese, perché non è come nella sanità che c'è il picco Ecco, ci spiega dei questo, decessi che o delle contaminazioni e poi magicamente l'economia, finisce. diciamo, delle aziende è fatta L'economia come? è un'onda. E quindi poi per recuperare tutto il tempo perso, gli affari persi, le opportunità di business perse ci vorranno molti mesi. Molti mesi. Serve una strategia industriale che attualmente manca. Perché quando si riparte non si riparte subito con questo No, picco che dice magari. lei, no? Ci vuole tempo. Sì. E quindi anche adesso rimandare la tassazione, una delle ipotesi, saltare marzo-aprile per far pagare a voi a maggio quello che non si paga adesso. Ma diciamo che chi non ha i quasi soldi ad peggio. aprile o a Esatto. marzo non è che un mese dopo magicamente li trova. E li trova per pagare anche tutti gli arretrati. Esatto, ci vorrebbe una strategia un po' diversa, non lo so, adesso per carità non voglio fare quello che non so, però sicuramente da spostarle da aprile a maggio ha poca rilevanza. Esatto. Allora, vediamo da Venezia l'aggiornamento, avete sentito anche dal servizio di Marta Marangon, il numero delle vittime è salito purtroppo a 6, una persona è deceduta all'ospedale di Venezia. Mentre salgono a 360 i casi positivi al coronavirus registrati in Veneto, le vittime sono 6. Dopo i 2 decessi di Treviso ieri pomeriggio si aggiunge un altro morto, questa volta a Venezia città, la prima del capoluogo, avvenuta nell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo. Aumenta anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che passano da 19 a 23. È arrivata anche la conferma del primo caso di coronavirus a San Donà di Piave. Si tratta di un uomo di 81 anni che vive con la moglie e il figlio. Era stato trasportato in ambulanza al pre-triage allestito nell'apposita tenda della Protezione Civile attigua al pronto soccorso, dove il personale medico ha accertato il contagio. Successivamente l'81enne è stato trasferito dall'area di pre-triage al reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia. Poi il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 ha preso in carico i familiari e attuato il protocollo regionale che prevede la sorveglianza al domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il contagiato. Vi mostro adesso l'apertura, invece vi faccio vedere l'apertura della tribuna, in questo momento notizie che troverete anche nel telegiornale di Antena 3 a partire dalle 19:30. Coronavirus dipendente del Tribunale di Treviso in terapia intensiva, questo è il titolo, vedete il cartello comparso lì. Si comunica che nella giornata di oggi, 4 marzo 2020, l'ufficio del giudice di pace rimarrà cautelativamente chiuso in considerazione della situazione di emergenza sanitaria collegata al coronavirus e dell'assenza per malattia di un numero significativo di addetti all'ufficio, con conseguente necessità, in attesa di accertamenti, di evitare contagi anche in considerazione della ristrettezza dei locali. Entro la giornata di giovedì 5 marzo sarà reso noto se la chiusura verrà protratta anche nei prossimi giorni. Vedo come sempre molte domande, adesso non so su quale pagina siano arrivate, se quella di Antena 3, vediamo la verifica solo qualche istante, ma sul fronte supermercati, altro tema di cui molto si è parlato. Ecco, vedete per esempio, poi c'è un'altra sul personale che deve andare a scuola negli atenei. Hanno paura, arrivano nei supermercati, non c'è il gel igienizzante, non in vendita ma disponibile per tutti gratuitamente magari all'ingresso, e quindi hanno paura di contrarre contagi eccetera. Basta mantenere le distanze, quello che abbiamo sempre detto. Sicuramente quello è un argine molto forte al rischio di contagio. C'è qualche mossa che Confindustria pensa di mettere in campo in queste ore o no? O bisogna attendere le relazioni col governo? Sicuramente noi abbiamo delle nostre linee guida per far ripartire il governo, l'Italia, però ovviamente poi devono essere accettate dal governo e portate avanti. Ci fa un esempio di queste?
Sullo stop, detassare, che cosa? Ma sicuramente avere un piano strategico, una politica industriale che serva effettivamente per far uscire il Paese da questa situazione che in realtà comunque già prima non era favorevole per le aziende. E poi quindi la burocrazia, le tasse, cioè un po' gli argomenti che tocchiamo sempre, che però poi dal governo non otteniamo risposte. Vi faccio vedere adesso i nuovi posti letto messi a disposizione dalla Regione Veneto, 534 complessivi in più in tutte le aziende sanitarie della nostra regione. Vediamo. I rinforzi, come previsto, sono arrivati. La Regione Veneto ha disposto l'incremento di 534 posti letto in tutte le aziende sanitarie del territorio e presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona. L'aveva annunciato già ieri in mattinata il presidente Zaia. I nuovi posti letto sono suddivisi tra le terapie intensive e i reparti di pneumologia e malattie infettive. Un provvedimento necessario per far fronte all'aumento del numero di casi per infezione da Covid-19, un'arma in più per arginare il morbo, in un'ottica di rimodulare anche l'attività delle stesse strutture sanitarie. E così la sanità veneta si muove su due fronti: assicurare da una parte nuove unità per i pazienti gravi che quindi necessitano della terapia intensiva ed accelerare invece la domiciliarizzazione di quelli stabilizzati o in via di guarigione. Vediamo allora come sono stati distribuiti i posti letto, partendo dall'ULSS 1 Dolomiti, dove arriveranno 39 unità in più, 22 a Belluno, 2 a Pieve di Cadore, 15 a Feltre, 45 posti aggiunti presso le strutture dell'ULSS 2 Marche Trevigiana, 34 a Treviso, 10 a Conegliano, 1 a Montebelluna. Andiamo nel Veneziano con 47 posti in più per l'ULSS 3 Serenissima, 13 in Forza a Mestre, 11 a Venezia, 4 a Mirano, 9 a Chioggia. ULSS 4 Veneto Orientale, i posti aumentano di 42 unità. Nell'ULSS 5 Polesana saranno 61 in più, 37 a Rovigo, 24 ad Adria. 100 posti in più assegnati all'ULSS 6 Euganea, 6 a Cittadella, 18 a Campo San Piero, 24 a Piove di Sacco, 52 a Schiavonia. 44 i posti in più all'ULSS 7, 28 a Bassano, 16 a Sant'Orso, 12 nuovi posti all'ULSS 8 Berica, 42 invece quelli assegnati all'ULSS 9 Scaligera, 12 a Legnago, 14 a San Bonifacio, 16 a Villafranca. Le aziende ospedaliere di Padova e Verona rispettivamente avranno 26 e 76 nuovi posti letto. Così nel servizio di Anna De Roberto, il quadro generale della nostra regione. Manuela Galante, che possiamo dire in chiusura? Che dobbiamo aspettare la giornata di oggi, abbiamo capito che l'incontro è partito solo da poco, che le misure devono essere per forza forti, ha fiducia nell'Europa che ci conceda di fare poi tra l'altro meno deficit, perché non è che si tratta di darci dei soldi almeno fino a questo momento, no? Ma io ho fiducia negli imprenditori italiani che come sempre si rimboccano le maniche nei momenti di difficoltà e portano a casa dei grossi risultati e soprattutto portano un gran bel Made in Italy in giro per il mondo. Spero che questa situazione delle porte chiuse nei confronti degli italiani duri poco e di poter ripartire velocemente con le nostre attività e le nostre aziende. Ricordo bene se diciamo che questa regione, cioè il Veneto, pesa il 40% dell'export italiano, giusto? Cioè lei è l'esempio, la sua azienda esporta il 100%. Quindi se cominciano a chiuderci le porte come hanno già fatto, l'impatto è per noi diventerebbe devastante. drastico, infatti speriamo che questa situazione duri ben poco. Sicuramente il governo sta facendo molto per contenere l'epidemia, però serve anche altro. Grazie davvero Manuela Galante, Presidente di Confindustria Giovani Venezia e Rovigo. Abbiamo in linea al telefono Daniela Toderini, medico di famiglia di Padova, che saluto e ringrazio. Buonasera. 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 Allora, lo ha ribadito anche il governatore Luca Zaia, no? Non prendetevela con i medici di famiglia in queste ore perché si fa il pre-triage, si dice al telefono in alcuni casi, no? Perché a volte si dice, abbiamo raccontato anche degli episodi limite in questi giorni, forse qualche medico di famiglia è eccessivamente spaventato, no? Nel non voler visitare o nel voler non accogliere qualcuno nel proprio studio. Però insomma cosa si sente di dire? Allora, credo che i medici non siano tanto spaventati,
Più che altro è una situazione nuova, quindi ovviamente bisogna affrontarla in una maniera nuova. E devo dire che tutti i colleghi fino adesso sono tutti al loro posto e fanno il meglio che possono. Ovviamente forse quei casi che ha descritto erano per difficoltà ad avere una seconda stanza per visitare persone magari che potevano essere contagiose, quindi non determinare dei danni agli altri pazienti che sarebbero venuti successivamente, quindi magari vediamo un attimo se la situazione era proprio di rifiuto o perlomeno di prudenza o almeno di prudenza nei confronti degli altri. Senta dottoressa, dobbiamo rinnegare la nostra natura, noi che siamo italiani, siamo mediterranei, siamo espansivi, a baci, abbracci, niente, tutti a casa, gli anziani secondo le indicazioni del governo, niente strette di mano, cosa ci dice? Certo, allora io credo che le indicazioni che vengono date dalla Regione, dal Governo siano giuste e prudenti, quindi vanno seguite e vanno seguite bene, cercando il più possibile di attenersi appunto alle indicazioni, perché non sappiamo se dove può espandersi il contagio e quindi se noi possiamo portarlo anche ad altre persone più fragili. Quindi le indicazioni sono giuste, corrette, bisogna cercare di attuarle, è una situazione particolare. Poi quando sarà finita riprenderemo ad abbracciarci, baciarci, stringerci le mani, insomma, ecco, direi che non possiamo dire no, io faccio per conto mio. Agire di testa propria in questo momento qui è assolutamente sbagliato, ecco, perché si rischia di fare dei danni e di fare del male delle persone magari fragili, immunodepresse, ce ne sono molte, oncologici, quindi assolutamente attenersi alle prescrizioni, cercare di essere il più possibile accoglienti. Nei nostri studi come medici di medicina generale siamo il più possibile accoglienti rispettando le indicazioni, quindi facendoci telefonare dal paziente uno alla volta. Lei accoglie uno alla volta? Cioè in che modo? Uno alla volta. Tengo la distanza di sicurezza all'interno della sala d'attesa, però i miei pazienti sono abituati da più di 20 anni a venire al suo appuntamento, quindi ecco, assolutamente sono diciamo ordinatissimi ed è difficile trovare una persona che non segua le regole. Dottoressa, le chiedo un altro flash, intanto qua ci scrive Maia, non capisco perché il personale ATA nelle scuole debba sempre recarsi al lavoro mentre i docenti sempre esentati, non penso sia corretto, già si fanno 70 giorni all'anno pagati a casa, ma in questo caso, dato che si parla di salute, non vedo la differenza, senza poi pensare ad altre categorie come medico, infermieri e altri che non godono di questi privilegi. Allora, non è che si tratta, sì, è un privilegio se lo vogliamo leggere così, però... Io non so, io non sono esperta della situazione del personale ATA perché faccio il medico e quindi... Però le volevo chiedere se è giusto secondo lei tenere chiuso le scuole e gli atenei in un'altra settimana, forse se basta. Il problema qual è? Il problema è che probabilmente nei giovani, probabilmente dico perché del virus non si sa molto, non ha tutto questo impatto, ma i giovani ammalandosi possono ovviamente portare la malattia a persone fragili, a persone che non riuscirebbero a sopportare. E poi c'è un altro problema, un problema gravissimo, che queste persone fragili, se immediatamente soccorse e portate in rianimazione, sopravvivono. Se non lo sono, muoiono. Quindi le rianimazioni poi non servono solo per il coronavirus, ma anche per il post-intervento chirurgico, per gli infartuati, per gli infortuni stradali, eccetera. Quindi noi abbiamo un numero definito di rianimazioni, di posti di rianimazione, scusi, o di posti comunque con ventilazione assistita, tutte queste cose qui che servono per il coronavirus. Quindi dobbiamo fare in modo di contenere il picco di potenziali pazienti gravi. Possono sembrare delle misure eccessive, non lo sappiamo, è un evento nuovo, quindi credo che ci si stia comportando con prudenza. Questa è semplicemente una norma di prudenza, non sapendo come andrà. Forse tra un mese lei mi potrà dire,
è stato eccessivo. Può darsi meglio, anche, diciamo, meglio però... eccedere. Chiaro che poi l'economia, no, sta avendo un contraccolpo pesantissimo e si riprenderà con mesi e mesi di duro lavoro. Le volevo solo chiedere l'ultimissima cosa, dottoressa, non so se Italo Morao e Antonio Esposito ci aiutano in regia, riescono a mostrare in diretta l'immagine a San Marco, non lo so, di Francesco Ceron, che è lì per documentare questo aperitivo solidale, ne bevi uno, te ne offriamo un altro, ma proprio per tornare alla normalità. Ecco, una cosa di questo tipo, che in questo momento rischia anche di essere criticata per una corsa alla normalità, quando abbiamo detto, lo ha sottolineato anche lei, eccole qui le immagini, grazie, i ragazzi magari corrono appunto anche a manifestare questa normalità che tutti ci auguriamo, però nel fare cose di questo tipo non rischiano loro, ma può rischiare qualcun altro, no? Di più debole, come diceva lei. Io non conosco questa particolare cosa. Noi raccomandiamo ai nostri pazienti di non recarsi in posti affollati, di stare all'aperto, se devono incontrarsi cercare di restare a distanza di sicurezza e così. Io mi rendo conto che per i giovani, la cui vita è socializzare, questo è estremamente difficile. Però devo dire che fra i miei pazienti finora non ho visto episodi di ribellione, ecco. Diciamo più che altro un desiderio di tornare alla normalità, però in generale un ordine. Sì, perché quando si è preoccupati per la propria salute in primis, insomma, ci si adegua anche rapidamente, no? O anche i propri cari, perché anche i giovani hanno dei nonni, hanno delle persone fragili in casa, o perlomeno dei compagni oncologici, cioè non è che siano tutti sani e stanno tutti bene, quindi anche per loro diventa una responsabilità fare del male a qualcuno. Io ho visto, guardi, c'erano dei giovani, perché io ho delle figlie che sono ventenni, e si sono trovati e a un certo punto tutti si ponevano il problema se vedersi, non vedersi, eccetera, ma ragionando assieme hanno deciso di non farlo, di non incontrarsi, di aspettare tempi migliori. Grazie davvero alla dottoressa Daniela Toderini, medico di medicina generale, grazie e buon lavoro anche per questi chiarimenti. Volevo poi aggiungere tra le varie domande o considerazioni dei telespettatori, Barbara scrive: grazie per quello che fate, date serenità, ma anche le gite dopo il 15 a scuola dovrebbero essere rinviate a maggio. Allora, allo stato attuale, ricordate, sono a disposizione nei giorni scorsi, stop alle gite fino a metà marzo. Immaginiamo che quando arriverà l'ufficialità, vediamo se ci sono degli aggiornamenti, no, ancora no, anche su questo si penserà di agire. Allora, situazione bar, da dove partiamo? Da Venezia, chiedo ad Anna che coordina, Anna De Roberto che coordina questa straordinaria. Grazie Anna, vediamo. Mi spero che guarisca tutto, che sia tutto, mamma, siccome che qua non si sa più niente, che dice delle volte che muore, di volte non muore. Speriamo bene, mi so che arriva qua boette, tasse da pagare tutto e non c'è nessuno. Bisogna tirarli fuori dalla banca se stiamo andando avanti, se no. Non c'è più la gente che avevamo prima, tra un po' le scuole che sono chiuse, tra un po' questo coronavirus, ovviamente il lavoro è calato. Inforniamo molto meno le brioche, la gente non viene e quindi siamo un po' prese così. Chiudiamo la domenica perché le messe non ci sono e niente. Solitamente affollati nei giorni feriali, bar e locali pubblici sono la cartina di tornasole dell'emergenza, lo sfogatoio di chi resta. Vorrei chiedere alle autorità questo, quelle 2 persone anziane che sono stati i primi 2 casi a Venezia, ricoverate nell'ospedale civile, prima di essere ricoverate, dove stavano? Qui avanti è vuoto, una camera su 30, lavora mia figlia qua, ma tutto vuoto. E tutti gli alberghi praticamente hanno lo stesso problema. Tra sedie vuote e macchinette del caffè a riposo, tanti timori e pure le perplessità, soprattutto sull'attuazione del decreto del governo che impone distanze di sicurezza e divieto di somministrazione al banco. Proprio questa è la misura che più lascia perplessi i baristi, facile in teoria, molto meno nella pratica. Al banco cerchiamo di evitare, come è stato detto, però ovviamente è un po' anche nel senso un po' impossibile, cerchiamo di fare il nostro meglio. Abbiamo delle sedie alte, però abbiamo questi qua, abbiamo
preso questo per lavarsi le mani e dopo vabbè, abbiamo l'HCCP, quindi se robe che ti fa tutti i giorni, non è che ti lo fassi una volta all'anno, ti lo fa tutti i giorni sistematicamente, mattina, pomeriggio e sera. E proprio il Baffo, così lo conoscono a Mestre, ha aperto il suo nuovo bar nei giorni dell'emergenza con una buona dose di filosofia. Proprio giusta, avevo trovato proprio giusta settimana, ho governato proprio il giorno del virus. No, va bene, dai, ma passerà, è da passare. E speriamo. Dunque, così da Venezia, poi andiamo a Montebelluna, situazione bar e negozi invece. Treviso. Il pollice verso è eloquente. Oltre che per la salute, il virus è una minaccia per gli affari di bar, negozi ed esercizi pubblici in genere. E poco importa se gli inviti alla prudenza e l'ordine di evitare assembramenti provengano dall'alto. Per alcuni la colpa principale è dei media. Terrorismo giornalistico, perché l'Italia è la più agguerrita e ci stanno massacrando. Facciamo un giro per Montebelluna bussando alla porta di altri locali. Certo, ansie e timori suggeriscono alle persone i comportamenti da tenere, improntati alla cautela, e ci si mette pure il tempo. Scopriamo che la situazione è seria, sì, ma non ancora drammatica. Dopo la chiusura delle scuole si è visto un notevole calo, soprattutto nella pausa pranzo, diciamo, mentre la sera comunque si riesce a lavorare sicuramente meno perché c'è un po' di paura, la gente si muove poco, però si lavora comunque, insomma. Finora io non ho riscontrato grossi problemi, ovviamente la diminuzione c'è, ma è anche un periodo un po' così dell'anno sempre molto basso. Un po' di gente che si muove meno ce n'è, dopo i soliti clienti vengono lo stesso, noi siamo un bar, non è che ci sia un gran flusso, sono i soliti clienti che vengono. No, noi non rinunciamo alle nostre abitudini, perché non che voglio neanche essere così tragici, cioè capisco la prudenza, questa sì, però ovviamente non eccessiva. Ma guardi, il caffè io lo prendo sempre e non cambio neanche locali. E sulla novità della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra persona e persona per evitare il cosiddetto droplet, la gocciolina di saliva responsabile del potenziale contagio, si va dall'imbarazzo del barista nel far rispettare la norma alle battute divertite dei clienti. Diversi clienti sono entrati, ci hanno chiesto: signora, posso stare al banco? Abbiamo detto di no a malincuore, perché comunque se vai al tavolo a prendere l'ordinazione il contatto col cliente c'è. Cioè, la vicinanza c'è. La gran parte della gente cerca di stare distante. Avete sentito parlare delle misure di sicurezza del metro da rispettare al bar? Sì. Via. Dal bicchiere non riesco a stare 1 metro dal bicchiere, altrimenti... Allora, così avete sentito invece la situazione, le reazioni a Montebelluna. Tra poco ci collegheremo con un giovane, un rappresentante della rete media degli studenti, per capire anche da loro qual è l'opinione di questa ipotesi, per questa ipotesi di chiusura. Mentre vi ricordo, Luca Zai è ancora in videoconferenza con Roma, come abbiamo sentito da Christian Arboit dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Torniamo a Venezia, invece il mercato. Tragica, la situazione è tragica e in più non c'è la gente è intimorita. Non si è mosso nessuno stamattina, non so se nota anche lei. La gente è tutta rimasta a casa. Stanno rovinando una nazione. È proprio un disastro. Cioè proprio disastrosa. Una realtà, non so come venire fuori qua perché è proprio un disastro. Qualcosa che non si era mai visto, tutti i mercati vuoti così, senza pochissima gente. Poca a confronto agli altri giorni e che gli incassi più della metà. Addirittura più della metà? Sì, c'è molta paura lo stesso per il coronavirus, anche se secondo me è soltanto una brutta propaganda. Le ordinanze e i decreti ministeriali non hanno messo in discussione i mercati, ma il calo degli affari c'è, dall'abbigliamento ai fiori alla frutta, anzi confermano tra le bancarelle, mai si era assistito a qualcosa del genere e qui siamo in una delle piazze principali del veneziano, al mercato settimanale di Mestre. 99%, guardi, proprio non c'è
ci si muove, si spende i soldi del gasolio e così via, ma non riesci a superare le spese. C'è paura quindi a spendere? Molta, per il futuro insomma. Tutto qua. La situazione è abbastanza cambiata perché comunque la gente non è più la stessa e fa fatica a venire fuori. Secondo me c'è proprio una paura interna esagerata a sta roba che la gente, non so, ha paura di muoversi da casa probabilmente, non so, però ce n'è anche gente in giro, però secondo me hanno più paura a spendere e acquistare perché ci devono tenere i soldi per la guerra che sta arrivando. A chiedere di ritornare alla normalità anche queste clienti, preoccupate sì, ma non del coronavirus. È vero, c'è meno gente, però noi andiamo tranquille, non vediamo mascherine. Siamo incoscienti. I suggerimenti cerchiamo anche di prenderli come ci dicono, però è una cosa troppo esagerata. Ci piacerebbe vedere più gente come prima, perché ci mandano a fallire l'Italia con questo sistema, veramente, perché tutti si lamentano. E a me fa più paura l'economia che il virus, quello, perché abbiamo ragazzi che lavorano sul turismo e quello è un problema grosso. Allora, sto cercando l'ultimo aggiornamento del ministro Azzolina, ma vediamo le prove del concorso al MIBACT, intanto rinviate al 24 aprile, le prove scritte per il concorso che sarebbe dovuto tenere il 19 marzo per il reclutamento di 1052 unità di personale per l'accoglienza e la vigilanza. E questo per quanto riguarda il Ministero, il personale del Ministero dei Beni Architettonici e Culturali. Mi dicono che abbia parlato di nuovo il Ministro Azzolina, adesso attendiamo anche sul fronte maturità, adesso vediamo la conferma su questo. Dunque, al telefono Carlo Garzara del coordinamento Rete Studenti Medi di Treviso. Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, senti un po', se qui chiudono le scuole almeno fino al 15 marzo, cosa pensate voi? Scuole e atenei? Certo, come Rete degli Studenti Medi ovviamente capiamo che sia l'unico modo di evitare focolai all'interno delle scuole. Però comprendiamo anche che questo sta andando a creare un disagio molto forte su quelli che sono i percorsi scolastici dei ragazzi. Al momento quello che è la didattica online non sta funzionando perché né come professori, né come studenti, né come scuola in generale siamo preparati. Ringraziamo quei professori che si stanno impegnando a mantenere i ragazzi attivi, dando compiti, cercando di farli lavorare comunque a casa. E ovviamente al momento pensare a una modalità di recupero delle ore è molto immaturo. Speriamo solo che non vada a intaccare sullo studente e sulla famiglia in sé. Senti, e poi tra l'altro molti sono preoccupati proprio per l'esame di maturità, no? Che rischia... Sì, esattamente. Hanno paura di perdere l'anno, hanno paura di non arrivare preparati, certo. Tante cose che dovranno essere valutate sul fronte nazionale per l'intero paese. Cosa dici? Sì, il vero problema è che l'esame di maturità sta cambiando di nuovo, non è più lo stesso dell'anno scorso. I ragazzi, più che la paura di perdere l'anno, è quella di dover studiare tutta l'estate e trovarsi un esame praticamente durante le vacanze o a settembre. E i ragazzi hanno bisogno, come dicevo, di un percorso continuativo e di un aiuto costante dai professori. Certo. Va bene Carlo, grazie mille, e se hai poi altre osservazioni, insomma chiaramente anche dal vostro osservatorio, siete diretti interessati, immagino, come hai detto tu, che comunque condividi per limitare il contagio questa decisione. E per esempio sul fatto che invece i dipendenti debbano andare al lavoro, cioè il personale ATA, su questo cosa dici? Su questo lo riteniamo utile e inutile allo stesso momento, cioè quello che il professore può fare verso lo studente può farlo sia da casa che da scuola, e sarebbe meglio non rinvitare i docenti e il personale a scuola perché comunque si va a creare un nuovo focolaio. Siamo coscienti che comunque i docenti stiano molto più attenti a rispettare le norme, però
presenta sempre un pericolo. Certo. Scusa Carlo, giustamente Anna D'Alberto mi suggerisce, come stanno andando le lezioni da casa, la didattica online, cosa, one to one, quindi bisogna fare un'ora a testa, come funziona poi tecnicamente? La verità è che al momento non stanno funzionando seriamente, cioè molti si limitano al registro elettronico, il professore che dà i compiti e il ragazzo che li deve svolgere. Questo comunque è uno stop al percorso, perché comunque non puoi andare avanti con nuove attività, con nuovi studi, sei limitato all'ultima cosa che hai fatto a scuola. Tra l'altro, comunque evitare che lo studente vada a scuola, come dicevo prima, è un buon modo di evitare focolai, ma i ragazzi comunque si stanno ritrovando e spesso non rispettano le norme, perché ricordiamo che è impossibile evitare che dei ragazzi cerchino di aggregarsi. I ragazzi abituati a vedersi ogni giorno non riescono a stare nella solitudine. Più le settimane di scuola aumentano, più i ragazzi si ritroveranno sempre più fuori in varie modalità. Questo fa capire anche che l'aggregazione, cioè i posti aggregativi al di fuori dove i ragazzi si possono ritrovare sono pochi. Quindi si perde una parte di socialità, tu dici, anche di questa generazione, per qualche tempo, insomma, sì. Carlo, grazie davvero, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, vi faccio vedere, il contagio entra anche in casa di riposo, per il sindacato lì c'è l'utenza più fragile, ovviamente il commento da gazzettino.it, quante volte ne abbiamo parlato in questi giorni, Casale sul Sile, per la prima volta il coronavirus è entrato in casa di riposo, è accaduto nel centro servizi gestito da Ca' dei Fiori a Casale sul Sile, dice il Gazzettino, dove è risultata positiva al tampone un'80enne che era stata ricoverata nella geriatria dell'ospedale Cafoncello, reparto diventato il cluster dell'emergenza in provincia di Treviso e sapete in realtà il più numeroso in Veneto. Immediata è stata comunque la risposta dell'ULSS 2 Marca Trevigiana in collaborazione con la ONLUS che gestisce la sede. In un momento di emergenza la FP-CGIL del Veneto invita a porre attenzione sulle residenze per anziani, teatro in questa fase anche della fuga di infermieri e operatori sociosanitari verso le aziende pubbliche che finalmente possono assumerli. Sappiamo, l'abbiamo raccontato quante volte, le assunzioni straordinarie. Qui tra l'altro nelle disposizioni poi declinate sul territorio delle varie ULSS c'era il contingentamento delle visite in particolar modo, così come bisognava evitare che appunto ci fossero più familiari presenti in contemporanea o in numero eccessivo per gli ingressi a vedere i propri cari, a trovare i propri cari nelle case di riposo. Allora andiamo avanti con i servizi, vi facciamo vedere la crisi degli artigiani da Padova nella cronaca dei nostri colleghi della redazione di Padova, vediamo. La piccola imprenditoria padovana è ferma. Alcuni esempi? I 150 tassisti padovani lo stanno vivendo sulla loro pelle. Gli arrivi in stazione di turisti e di uomini d'affari sono poco sopra lo zero. Turisti non se ne vedono assolutamente, gli alberghi sono completamente vuoti, non ci sono le persone per affari e neanche i turisti. Le chiamate al centralino dei taxi sono crollate dalla fine di febbraio con lo zero assoluto della sera di martedì grasso. I tassisti si sono autoridotti le ore di turno di lavoro da 8 a 6, lavorano solo con chi deve raggiungere gli ospedali, le perdite sono ingenti. Ho fatto dei piccoli conti ma andiamo intorno all'80%. Abbiamo riscontrato un 5% medio di calo immediato e ovviamente vi porto l'esperienza personale di un collega che è di Vo e quindi in questo momento è a casa e la sua attività non può produrre. 518 risposte in 5 giorni di indagine lanciata dalla CNA. Gli artigiani padovani hanno una gran voglia di farsi sentire perché le perdite del fatturato sono al 34%, con punte del 40% nel settore dei servizi. Il calo degli ordini è per quasi tutte le aziende superiore al meno 20%. I riflessi di questi picchi si trascineranno per un periodo al momento indefinibile. Un supporto economico, un supporto di ammortizzatori sociali non solo nella zona rossa, ma quelli che sono stati individuati per la cosiddetta zona rossa vengono estesi a tutto il Veneto, alle rimanenti zone gialle che vogliamo chiamare
chiamarli in questo modo, per cui cassa integrazione in deroga, blocco lo spostamento dell'IVA, perché qui ci ricordiamo il 16 le scadenze che ci sono per le nostre aziende, chiedere al governo che in questo periodo qui vengano bloccate tutti gli adempimenti e non spostati. Il blocco dei mutui, il blocco dei tassi moratori, questa è una cosa che assolutamente deve essere vista, fatta, ma non spostata, bloccata e annullata per questo periodo. Dunque, così appunto anche sul fronte degli artigiani, mentre vi ricordo che aspettiamo l'ufficialità per quanto concerne la chiusura di scuole e atenei fino al 15 marzo in tutta Italia. Il ministro Azzolini ha detto la decisione nel pomeriggio e quindi bisogna aspettare. Volevo leggervi a proposito Barbara che ci aveva detto di sospendere le gite anche oltre il 15 marzo. Per la sicurezza della scuola il calendario magari è meglio procrastinarlo, cioè arrivare fino a luglio, prolungare la scuola, quindi le scuole aperte anche d'estate per recuperare questo periodo. È un'idea, senz'altro se ne parla. C'era un'altra domanda, ora non la trovo più. Ecco, Elena. Lavoro in un ipermercato, abito in provincia di Treviso, lavoro in un ipermercato appena fuori città dove l'affluenza dei clienti è rilevante, quindi non si è in grado di attuare le misure di prevenzione previste. La situazione per noi dipendenti è difficile, preoccupante. Ringrazio voi di Antenne 3 per il servizio che quotidianamente fate per noi cittadini. Margherita, volevo sapere perché le sale da gioco bingo sono aperte, sono al pari di una sala da cinema, se non peggio, frequentate prevalentemente da anziani. Grazie. Ha ragione anche Margherita, diciamo, sollevare questo dubbio. Resta poi anche in quei casi l'appello ovviamente a non sovraffollare quelle aree. Anche i supermercati stanno contingentando magari gli ingressi per evitare che ci siano troppe persone l'una vicino all'altra, e così devono fare altre attività, altrimenti Margherita poi la risposta è quella che ci ha sempre dato il governatore Luca Zaia: non si può chiudere tutto, dovremmo chiudere ogni cosa, e allora per un mese, e allora forse si evita un'ulteriore crescita di questo virus. Dunque il tema adesso sempre nel padovano, il vino respinto a Vo, come abbiamo raccontato più volte in questi giorni, qualcuno anche che chiede il certificato di esenza da coronavirus per il Prosecco, una marea di stupidaggini di questo tipo che girano nel mondo e che inevitabilmente mettono in ulteriore crisi ma anche questo comparto nel quale noi siamo eccellenti in tutto il mondo. Sentiamo. Per Alessandro Facchin, imprenditore vitivinicolo di Vo, il 21 febbraio 2020 è diventato uno spartiacque. La vita lavorativa prima e dopo il coronavirus. Alessandro abita a Rovolona, a pochi chilometri dalla zona rossa di Vo, dove però c'è la sede della sua azienda, Cade il Colle, che produce un ottimo vino dei Colli Euganei. Ebbene, Alessandro il 18 febbraio aveva spedito ad un ristoratore di Parma una cassa di vino, cassa regolarmente arrivata il 24 febbraio. A quel punto però arriva una telefonata che mai vorresti ricevere. Il ristoratore avvisa Alessandro che non vuole più acquistare il suo vino perché arriva da Vo focolaio di coronavirus in Veneto. Noi abbiamo provato a spiegare ai nostri clienti che il vino è sano, che è controllato, che non è contagiato, che il contagio non passa attraverso un cartone di vino, ma non c'è stato verso, la merce è stata respinta. Quello che noi adesso abbiamo timore e paura è che passi questo messaggio che il paese è infetto e quindi non ci siano più ordini o più spedizioni. Per Alessandro un pugno allo stomaco, la serietà della sua attività viene messa in dubbio da un'eccessiva psicosi. Le bottiglie sigillate all'interno dei cartoni vengono considerate veicolo di trasmissione del virus. Pregiudizi assurdi che per il giovane imprenditore hanno però un grosso peso economico. Da giorni inoltre Alessandro non può recarsi al lavoro visto che l'azienda si trova all'interno dell'area rossa di Vo. Noi ci impegniamo assiduamente tutti i giorni per far sì che questo non accada. E quindi vi aspettiamo numerosi una volta che le barriere verranno dismesse e una volta che l'esercito se ne andrà, vi aspettiamo numerosi a bere un calice di vino e a mangiare una fetta di salame. Il 3 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un decreto legge che prevede multe salate fino a 60.000 euro a chi chiede l'inutile bollino virus free. Finalmente un'iniziativa che tutela il lavoro delle nostre aziende e i nostri prodotti agroalimentari, hanno fatto sapere dalla Coldiretti di Padova.
Allora, noi ci consideriamo tutta una zona rossa, trovo assurdo pensare che lo sia una sola parte, solo una parte della Lombardia, così come per il Veneto e l'Emilia Romagna. Lo ha sottolineato il governatore Luca Zaia ancora una volta. Attendiamo al termine di questo confronto con Roma sulle misure da mettere in campo per aiutare l'economia, le imprese, le aziende, il commercio di tutta Italia, il turismo. E stasera tra l'altro ne parleremo a 20:10 con Federico Capraro, presidente Ascom Confcommercio Treviso, con proposte concrete. Una di queste era emersa anche l'altra sera con l'assessore Federico Caner nei nostri studi, per esempio detassare quanti spendono con moneta tracciata, quindi moneta elettronica, per le vacanze nel nostro paese magari nei prossimi mesi. Questa è un'idea concreta. E ci sarà poi Emanuele Boaretto, che è invece della Federalberghi Terme Euganee, quindi a Abano e Montegrotto. Pochi istanti e poi andremo al Sant'Orso per raccontare qual è la situazione, e a Schiavonia. Torniamo in diretta 18:01, tra meno di mezz'ora dunque la prima edizione del Veneto dei nostri telegiornali, poi alle 19 Venezia, alle 19:30 Treviso. E a proposito di Treviso vi raccontiamo dei casi ancora confermati sino a qui, come da ormai più di 48 ore il cluster, cioè l'area di riferimento di Treviso, dopo il contagio a geriatria eccetera, abbia superato numericamente addirittura l'area rossa di Vo. Per ora sono riscontrati 93 contagi a differenza dei 90 di Vo. Su questo ha fatto il punto il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Sentiamolo. Nei pazienti di una certa età eccetera eccetera con pluripatologie, il fatto di avere un virus che si aggiunge non cambia l'esito. Non sono morte a causa del Covid-19, l'83enne di Roncade e la 97enne di Treviso, pazienti transitati in geriatria positivi al coronavirus. Il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi lo ripete, ricordando le gravi patologie da cui erano affetti. La conta dei decessi tra i contagiati è comunque salita a 3, la 97enne era ospite di una casa di riposo del capoluogo dove sono partiti i tamponi tra gli operatori. Allerta anche in casa di riposo a Casale, dove è risultato positivo un altro anziano. Per evitare il propagarsi del virus in queste strutture è stata creata una task force. Cercheremo anche qui di lavorare in concerto con i direttori delle case di riposo per isolare al massimo ed evitare che il Covid si propaghi ad altri. Non consideriamo un anziano qualcosa di inferiore rispetto, stiamo dando il massimo verso tutti. Per eliminare del tutto il focolaio in geriatria si sta procedendo alla progressiva dimissione dei pazienti. Tutti i pazienti, perché finora la situazione è stata un po' sigillata, però adesso l'intenzione è questa: tutti i pazienti che possono essere dimessi a domicilio perché sono già in un sistema di assistenza domiciliare integrata, e un'altra quota di pazienti verrà spostata all'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità che è previsto nella palazzina delle malattie infettive. I più gravi resteranno in ospedale, 28 invece gli operatori sanitari positivi al coronavirus, 300 i trevigiani attualmente in isolamento. Il cluster che ovviamente è stato quello che ha colpito più persone, compreso ovviamente anche le persone degenti. Su questo stiamo lavorando, lo stiamo azzerando perché vorremmo arrivare nell'arco di una settimana, 10 giorni a lasciare sanificare la geriatria e la vita riprende. Un caso si è verificato a Conegliano in queste ore. Si tratta di un paziente di 75 anni, ora in terapia intensiva, attualmente è stabile. Dobbiamo interrompere, scusate, ma grazie a Italo e Tony in regia, perché è pronto da Venezia il nostro Christian Arboit per la conferenza stampa in diretta del governatore Luca Zaia. Vedo al suo fianco a sinistra Manuela Lanzarina, assessore alla sanità, e Giampaolo Bottaccina a destra. Sentiamolo. Interlocuzioni in videoconferenza con il Presidente del Consiglio, i ministri pressoché quasi tutti presenti, a iniziare dal Ministro Gualtieri. E la videoconferenza è ancora in corso e poi io tornerò in videoconferenza perché da parte dei Presidenti si è già esaurita, ma voglio ascoltare anche gli interventi. Abbiamo già ascoltato gli interventi giustamente delle parti sociali, voglio ascoltare anche nel cambio poi di tavola anche quelli delle forze imprenditoriali, quindi di tutti coloro che comunque intervengono su questo tema. Dico che noi abbiamo presentato un documento che abbiamo costruito in questi giorni, in queste ore, con
con i colleghi presidenti di Emilia Romagna e Lombardia, di Emilia Romagna e Lombardia, e ovviamente poi un documento che è stato anche sostenuto dal resto dei presidenti di regione. Fondamentalmente poi vi lascio gli atti, qui stiamo parlando della partita dei 3 miliardi e 6 di proposte per la loro utilizzazione. Considero onestamente che questo debba essere solo l'inizio di una partita molto più importante dal punto di vista di reazione, perché comunque l'economia è veramente in ginocchio. Dico già che ho detto al Presidente del Consiglio chi è che si appoggia al muro, bravo, ho detto già al Presidente del Consiglio che noi vogliamo uscire da questa logica della zona rossa, nel senso che tutto il Veneto è colpito, ma così accade anche per la Lombardia e l'Emilia Romagna. Va assolutamente la mia totale solidarietà alla tragedia che stanno vivendo i cittadini di Vo, lasciatemelo dire, perché i cittadini di Vo sono quelli che stanno pagando un conto inimmaginabile, e spero che domenica con la scadenza dell'ordinanza si chiuda anche questa partita dal punto di vista sanitario. Sostanzialmente un'economia, ho detto al Presidente del Consiglio e ai ministri presenti, un'economia in crisi, in difficoltà, a 360 gradi, iniziare dalla prima industria che abbiamo in Veneto, che è rappresentata dal turismo, che fa 18 miliardi di fatturato, quindi più del 10% del PIL Veneto. Il Veneto ha circa 150 miliardi di fatturato. Ho detto al Presidente del Consiglio che non c'è solo il turismo ovviamente che paga il conto più serrato, perché si ritrova, pensate alla sola Venezia, ad avere la partita dell'acqua alta sommata a quello che è poi questa partita del coronavirus, e infine a tutto quello che rappresenta poi il periodo più, come si può dire, più fruttuoso dell'anno, che è quello delle prenotazioni, che è questo. Gli unici contatti che hanno i nostri operatori in questo periodo dell'anno sono i contatti con il tour operators, che disdettano quello che già avevano prenotato magari all'8 di gennaio. Dall'altro, misure straordinarie le abbiamo chieste, vi dico solo che si possono considerare fondamentalmente su 3 fronti. Il danno diretto delle ordinanze, poi lo vedrete declinato con tutta una serie di misure, e credetemi sono 6 pagine di misure che noi chiediamo, e non è bizantinismo, cioè abbiamo cercato di essere concreti, solidali e reali nel presentare questo documento. Non c'è assolutamente alcun tipo di contrapposizione con il governo, ma è solo la volontà di portare l'esperienza di chi poi operativamente è nei territori, gestisce le leggi e ha rapporti quotidiani col mondo delle imprese e dei lavoratori. Allora, se c'è un primo asse che è quello dei danni diretti da ordinanze, vi dico un aspetto che magari è quello meno pesante, ma che vi dà un'idea subito concreta di cosa significhi, che se noi facciamo delle ordinanze per la chiusura di alcune attività commerciali, queste attività commerciali, pensate a Vo, nella zona rossa, hanno un danno diretto. Come un danno diretto è quello ad esempio dei genitori che debbono pagare, anche qui c'è stata disponibilità, che devono pagare, che so, la babysitter o forme alternative di assistenza per i figli che restano a casa, oppure abbiamo chiesto che ci sia riconosciuto il congedo parentale, cioè che ci possa essere uno dei 2 genitori che possa avere la possibilità di seguire i figli. Come non ricordare tutti quelli che pagano rette scolastiche e non possono fruire del servizio scolastico. Questo è un danno diretto. Poi, per primo l'abbiamo esposto, gli aiuti alle imprese. Gli aiuti alle imprese devono essere erogati a 360 gradi, che vanno dai finanziamenti agevolati al procrastinare, dal pagare le rate con il fisco piuttosto che le rate dei mutui, a tutto il tema della fiscalità e a tutto quello che le imprese hanno bisogno. Insomma, cioè, le imprese hanno bisogno a 360 gradi addirittura di intervenire su fondi di garanzia, fondi di rotazione e sistemi insomma per sostenerle. Ultimo, e ripeto sempre in maniera molto didascalica e veloce, perché questo è un veloce punto stampa, ultimo aspetto, è rappresentato tutto quello che è, ma non ultimo ovviamente, è rappresentato tutto quello che è il mondo del lavoro e l'occupazione, che è messa in seria discussione, perché voi capite che se l'impresa non fattura, per quanto si tiri la cinghia, qualche scossone ce l'abbiamo anche sul fronte dell'occupazione, per cui la cassa integrazione in deroga senza se e senza ma, che si vada da
da 5 lavoratori a 50 lavoratori e che quindi si riesca a intervenire anche in maniera chirurgica nelle più piccole imprese che oggi non hanno nessuna forma di ammortizzatore sociale, a tutto quello che è il tema di affiancamento del mondo del lavoro rispetto anche ai fondi sociali, ai fondi comunitari, e quindi abbiamo chiesto un'anticipazione fondamentalmente all'anno zero, come si dice in matematica finanziaria, del montante che dovrebbe essere distribuito negli anni successivi. Dunque avete capito, ecco, sentiamo, ci scusiamo per la qualità dell'audio. Tra le tante robe mi vengono in mente ad esempio i FIR, no? Il fondo per gli indennizzi per il ristoro dei danneggiati, 205.000, 210.000 delle banche popolari, quindi Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Voi sapete che il FIR e quindi la possibilità dell'indennizzo, che peraltro è stata molto laboriosa perché comunque molti ancora dei danneggiati che hanno diritto a indennizzo non hanno ancora le carte certificate dalle loro banche d'origine sull'ammontare della perdita, e quindi anche lì ho chiesto che si preveda una proroga per la presentazione dei documenti. Se non ricordo male la scadenza deve essere il 18 aprile o giù di lì, e quindi penso che non ci sia nessun danno a fare una proroga, visto considerato che il fondo è già stato stanziato, si tratta solo, oggi è un problema di scartoffie di presentare le domande. Molte altre partite importanti, però ultimi due aspetti che ho sottolineato al Presidente del Consiglio e al Governo tutto: le due campagne, un piano industriale di comunicazione innovativa che non può limitarsi a pensare di andare nelle fiere con un maquillage nuovo, ma che sia una comunicazione che abbia una capillarità e una radicazione del messaggio comunicativo che ripristini la reputation, come direbbero gli inglesi, cioè la reputazione di quello che è stato oggi uno sputtanamento planetario dei nostri territori e dell'Italia tutta. Non posso non ricordarvi che ci sono media internazionali che addirittura pubblicano cartine geografiche del mondo dove il virus viene praticamente identificato in Italia e si tracciano tutte le rotte in base ai contagi in tutti i paesi, quindi tutte le frecce partono dall'Italia, arrivano in Germania, arrivano negli Stati Uniti, e capito come se si tracciasse la rotta di una compagnia aerea e di tutti i servizi che fa. E non voglio neanche stare qui a citare la vicenda scandalosa dei francesi con la pizza o altre menate del genere. Noi abbiamo bisogno di una campagna incisiva, bisogna che ci rivolgiamo agli opinion leader più autorevoli di quei paesi, finiamola con fare campagne canoniche che non servono a nulla, manifesti, spazi pubblicitari o altre menate del genere. Oggi il mondo va verso un modello di comunicazione, ha detto il Presidente, e ho detto testuali parole, che sono quelli degli influencer, che sono quelli degli opinion leader, che sono quelli di alcuni personaggi che a livello dei paesi dove loro operano e vivono sono in grado di dire che quest'anno trascorrerò le mie vacanze sul lago di Garda, quest'anno farò le mie vacanze sulle Dolomiti e così via. Significa già un'abilitazione, una riabilitazione della nostra offerta turistica. Questo ovviamente diranno che le faranno in Italia, diranno che le faranno da qualche parte, ma noi dobbiamo rivolgerci a questi canali. La grande preoccupazione è che non si pensi di risolvere il problema con le fiere, perché le fiere intercettano degli operatori che arrivano ovviamente stanchi di messaggi che ormai conoscono, e peggio ancora di operatori che guardano al di là dello steccato e magari vedono un'offerta meno problematica, più economica e sicuramente più rischiosa, perché quello che sappiamo offrire noi molti altri non lo offrono in giro per il mondo, ma potrebbero occupare spazi nostri oggi. Quindi noi non possiamo pensare di vivere di rendite di posizione, va riposizionata l'offerta. Stanchi ancora di operatori che guardano al di là dello steccato e magari vedono un'offerta meno problematica, più economica e sicuramente più rischiosa, perché quello che sappiamo offrire noi molti altri non lo offrono in giro per il mondo, ma potrebbero occupare spazi nostri oggi. Quindi noi non possiamo pensare di vivere di rendita di posizione, va riposizionata l'offerta turistica ed economica e imprenditoriale del Paese. L'altro aspetto ultimo, ho chiesto al Presidente del Consiglio che si pensi anche a un modello di comunicativo per parlare ai cittadini. I cittadini giustamente hanno ragione a lamentarsi e i cittadini spesso non capiscono il senso di alcune scelte che vengono
i cittadini spesso avrebbero da dire la loro, giustamente, no? Dicono: ma perché chiudi la discoteca o contingenti i servizi al bar e poi lasciate aperti i centri commerciali, o chiudete il cinema e lasciate aperte altre attività, che so, la palestra piuttosto che la piscina. Ecco, queste sono scelte ovviamente dettate da un decreto governativo, è bene che questo lo ricordi, non per chiamarci fuori, ma semplicemente con grande senso di responsabilità voglio dire che dietro a questi provvedimenti c'è una comunità scientifica. Se uno va dal medico e sta male, il medico gli prescrive una cura. Qui il male non è individuale ma è sociale, il rischio è un rischio clinico-sociale, il medico, che oggi sono i medici, la comunità scientifica, è rappresentata dall'Istituto Superiore della Sanità, rappresentata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dallo Spallanzani e da tutti quelli che attorniano e assistono il Ministro Speranza e il Governo, hanno dato queste indicazioni, l'isolamento del contagio, in maniera tale da chiudere velocemente questa partita. Io chiedo solo al Governo, e ho chiesto al Governo, che si avvii da subito una campagna di giusta comunicazione civile, responsabile nei confronti dei cittadini. E poi la miglior misura, è stato detto oggi in riunione, la miglior misura economica è quella di sconfiggere questo virus e farlo velocemente, questo è poco ma sicuro. Chiedo ancora... Allora, si è fermato e insomma c'è davvero una ressa, avete visto tutti gli assessori schierati al fianco di Luca Zaia, moltissimi colleghi, quindi forse la rete a volte disturba sia il nostro zaino che la diretta di Luca Zaia sulla sua pagina. Torniamo. Conversazioni, e quindi evita che questo vaporacqueo che noi naturalmente emettiamo e che potrebbe veicolare il virus venga assunto da terze persone, ed infine l'evitare luoghi affollati. Queste sono le 3 regole che permettono di stare tranquilli. Al momento il bollettino è di 300, in questo momento abbiamo 100 persone in ospedale, confermiamo 23 persone in terapia intensiva e 386 persone positive. I deceduti sono quelli... Vabbè, e allora attendiamo di capire che cosa sta dicendo il governatore. Purtroppo, lo vedete, è un problema di connessione anche per la stessa diretta in streaming del governatore Luca Zaia. Attendiamo gli aggiornamenti perché immaginiamo a breve arriveranno. Nicola, non ho capito cosa mi hai scritto, se mi puoi aiutare con gli aggiornamenti, proprio perché io ormai sono al buio qui. Borrelli, 2706 malati, 107 i morti in Italia, ma 276 guariti con aumento del 72,5%. Questo è il dato svelato poco fa da Borrelli. Vediamo se riusciamo a ripristinare almeno la diretta Facebook del governatore. Ci sono riuscito, vai. È una sfida non facile, i cittadini, noi abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini e ripeto in conclusione la mia solidarietà a voi, ve lo ripeto perché guardate ho sempre più contatti con voi, sento il sindaco spesso Giuliano Martini, lo sente anche l'assessore e vi devo dire che la tragedia che sta vivendo voi di un totale isolamento non programmato, di una città, di un comune fantasma, con tutte le restrizioni peraltro anche nelle cose più piccole e quotidiane della vita, deve essere riconosciuto questo sacrificio, è un sacrificio immane che abbiamo chiesto a questi cittadini. Del resto, quando è accaduto il fatto dei primi 2 contagiati, l'indicazione scientifica era quella di ipotizzare che fosse il primo focolaio che andasse assolutamente isolato. Ringrazio tutti gli assessori, non solo per la presenza ma perché hanno lavorato, e gli assessori presenti, De Berti, Colazzari, Marcato, Pan, il vicepresidente che ha coordinato la raccolta dei dati e documento, l'assessore Bottacin che assieme all'assessore Lazzarini sono qui sempre in unità di crisi, l'assessore Caner e gli altri assessori per tutto questo lavoro. Il documento è importante, fatto bene, vi verrà consegnato adesso, poi è, come si può dire, è in itinere, è in progress, nel senso che adesso cercheremo di capire col governo se si riuscirà, alla luce anche di indicazioni che avrà dalle parti sociali, dalle imprese, chiudere un progetto.
Io non aggiungo altro, vi ringrazio per l'assistenza che date quotidiana, questo ve lo dico di cuore, e qui c'è gente che vive nel furgone da quanti giorni? 13. Da 13 giorni, e un grazie a tutti voi perché onestamente avete garantito una comunicazione reale, sincera, pulita, corretta e soprattutto utile come informazione pubblica, no? Lo dico anche per chi non è pubblico, e penso che se noi non avessimo questi canali di informazione avremmo difficoltà a far capire ai cittadini che il momento è un momento nevralgico, complicato, ma non da panico, nel senso che i numeri ve li abbiamo detti prima, dopo 13 giorni noi abbiamo 100 persone in ospedale, delle quali 23 in terapia intensiva, e quindi vuol dire che anche le misure, mi permetto di dire ad oggi, di isolamento, voi sapete come funziona, che appena c'è un positivo per noi parte il cordone sanitario e tutti i contatti vanno in isolamento. Ovvio che questo pesa anche sui sanitari, perché molti sanitari finiscono in isolamento in maniera asintomatica, devono stare lì 14 giorni a casa ad attendere che passi l'isolamento per tornare a lavorare. Prego. In questa prima interlocuzione che tipo di risposta e disponibilità avete ricevuto? Ma guardate, il clima è quello assolutamente di costruire un percorso comune e penso che questo sia fondamentale. E la partita è una partita che ci tocca a tutti da vicino, a prescindere dalle casacche politiche, e spero che questo provvedimento vada, noi stiamo parlando di un decreto del Consiglio dei Ministri, e per cui spero che venga ulteriormente perfezionato prima di andare in Parlamento nelle commissioni, e poi si approfitti, e questo è anche un appello delle forze politiche, in maniera tale che si faccia un documento. Io spero che si riesca a trovare una quadra in Parlamento per trovare una bella soluzione per tutte le imprese, per tutti i lavoratori. Dopodiché, se poi come si dice, le posizioni risultassero incolmabili, cercheremo di capire dal dibattito da che parte starà la ragione, però in questa fase noi siamo assolutamente collaborativi, visto e considerato che 3 miliardi e 6 non bastano, ma come direbbe qualcuno aiutano a partire, non bastano ma aiutano a partire, e poi le nostre imprese hanno bisogno di risorse fresche. Vi risottolineo, per noi la zona rossa si chiama Veneto e non me ne voglia Vo, perché Vo deve avere la priorità su tutte le linee di finanziamento, perché questo è poco ma sicuro, però pensare che un'impresa che si trova a Rocca Pietore, un albergo di Rocca Pietore, debba essere esente da tutti questi ragionamenti, no, perché ha delle disdette come quello che è in centro a Padova o così via. Altro? Scuole? Allora guardate, non hanno confermato la misura. Adesso l'hanno confermata adesso in agenzia. Sì. Beh, ma guardate, purtroppo è soltanto confermato oggi, io aspetto di vedere il provvedimento. Rientriamo anche perché è terminata questo nodo, vedete ancora non era aggiornato il governatore perché decisa in questo istante, fanno sapere. Non la vediamo, non ancora perlomeno, sulle scuole sono in attesa di decisione del governo e quindi dice Borrelli e aspettiamo, l'unica è questa, attendere. Quindi tra 4 minuti c'è il telegiornale del Veneto, la nostra prima edizione di questa sera, e quindi vi rimandiamo a quella. Per ora è chiusa questa edizione straordinaria, riascolteremo ovviamente anche le parole del governatore Zaia. Grazie per averci seguito, buona serata.